Numero dei positivi sono 127.416. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 2.194 positivi. In isolamento in questo momento in Veneto abbiamo 38.412 persone, più 4,92. In ospedale, in zona non critica, quindi non in terapia intensiva, abbiamo 2.452 ricoverati, più 57. E in terapia intensiva abbiamo 320 persone, più 14. 2.452 più 3,20 fa 2.772. Siamo ormai verso le 2.800 persone ricoverate. Abbiamo sicuramente superato la prima fase con i ricoverati in area non critica, non abbiamo raggiunto i 256 del 29 di marzo delle terapie intensive. Non sono quelle che sono cresciute di più. Totale dei morti 3.353 più 95. Totale dei dimessi 6.484 più 96. Allora, come avete visto, abbiamo quasi 2.800 persone ricoverate, delle quali poco più di 300 in terapia intensiva. Sicuramente la pressione sugli ospedali si sente molto. Considerate che comunque sono 2.700 letti occupati da pazienti che hanno bisogno di cure intensive e anche di prestazioni di assistenza intensiva. Quindi è una pressione che la sentiamo, anche perché voglio ricordare che siamo in una fase nella quale abbiamo dovuto fare restrizioni rispetto ai comuni, diciamo, servizi ospedalieri ordinari. Dopodiché voglio anche dirvi che 200 persone ci sono oltretutto in terapia intensiva non Covid, e quindi anche questo è un segnale comunque che ci permette di dire che continuiamo con le degenze ordinarie, che sono circa 8.000 in questo momento, ed è però la preoccupazione di una curva che ancora sta raggiungendo l'apice, è nella fase alta, diciamo, della sua espressione, però insomma non è decisamente un momento nel quale possiamo fare baldoria, cioè dobbiamo concentrarci con il distanziamento sociale, gli assembramenti, quindi evitare al massimo di crearli nella socialità comune, che è quella semplice magari dei raggruppamenti che naturalmente si creano o si creavano all'aperto, ma anche in tutto quello che sono degli accorgimenti rispetto alle attività commerciali. Penso, lo diremo poi con la nuova ordinanza, a tutto quello che è andare a fare la spesa in maniera organizzata e andarci il meno possibile, nel senso che di evitare di andare, cioè noi abbiamo gestori che ci dicono guarda che ho dei clienti che vengono anche 2 o 3 volte al giorno per farsi il giro, piuttosto che portare la mascherina dopo aver consumato il caffè al bar, tenersi la mascherina per dialogare con i compagni di viaggio. Allora, detto questo, noi abbiamo oggi la presentazione dell'ordinanza. Voi sapete che scadeva domenica, l'abbiamo recuperata, oggettivamente abbiamo introdotto delle misure. Ecco, una piccola premessa: abbiamo introdotto delle misure che guardano moltissimo al tema degli assembramenti, è in linea con l'ordinanza che avevamo. Non siamo nelle condizioni di creare degli allentamenti, almeno in questa prima parte. Non escludo, l'ordinanza dura fino al 4 di dicembre, che voi sapete che il 3 di dicembre dovremo avere il nuovo DPCM, quindi nottetempo poi avremo modo di fare la nostra nuova ordinanza. E se la faremo, magari il DPCM sarà
come si può dire, risolutivo rispetto a molti temi. C'è da dire che nel frattempo, anche se manca di fatto una settimana al 3 dicembre, nel frattempo, se potessimo, alla luce anche di nuovi parametri che al momento non abbiamo, l'R-Conti mi spiego, quindi se ci fosse ancora un calo, eccetera, magari potremmo intervenire per un minimo di allentamento e dare risposta a qualche attività che giustamente sta soffrendo. Certo è che non ci aiuta il fatto che sui ristori non c'è stata nessuna risposta. Allora, guardate, io vi leggo il dispositivo così ci capiamo al volo. Evito di dirvi, il primo punto è quello che riguarda l'uso delle mascherine, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. L'abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitata temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza di 1 metro, sia seduti che quando ammesso in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Io evito di stare qui a leggervi ancora questo passaggio. Sostanzialmente l'uso della mascherina lo si deve fare in maniera, diciamo, puntuale e direi quasi anche ossessiva, evitando al massimo di vivere in comunità senza mascherina, esponendoci ed esponendo le persone a eventuali rischi di infezione. Ovviamente ci sono le esclusioni, lo dico per i cittadini che ci ascoltano, per i bimbi che hanno meno di 6 anni e per chi ha disabilità. Sull'attività sportiva è consentito svolgere attività sportiva motoria e passeggiate all'aperto presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri. Quindi vado a passeggiare distanze dagli estranei, dai non conviventi. Per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altro tipo di attività. Quindi la corsetta la devo fare almeno 2 metri di distanza dagli altri e l'attività, diciamo, motoria della passeggiata a 1 metro di distanza. Ovviamente è escluso, queste attività sono escluse quindi dalle strade, dalle piazze del centro storico delle città, dalle località turistiche, mare, montagna e laghi e dalle altre aree solitamente affollate tranne che per i soggetti residenti o alloggianti in tale aree. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo ripreso la norma dell'altra volta, non c'è una virgola in più, che è una forma di ordinanza che dice ai cittadini: puoi uscire di casa, esci, vai a camminare, vai a passeggiare, vai a correre, ma evita di andare a creare affollamenti nei centri storici, nelle zone dello struscio, nelle zone dove comunque si va a fare comunemente la passeggiata. Questo so che è un sacrificio, lo è per i cittadini ancora di più, magari per i commercianti che vedono meno affluenza, però è un'occasione per evitare anche qui il crearsi delle condizioni per diffondere il contagio. Terzo punto, l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti con difficoltà motorie, ovvero minori di età inferiore ai 14 anni. Cioè al supermercato ci vai da solo o accompagnato se la persona che devi accompagnare è una persona che non può stare da sola, punto. Perché magari è un minore oppure perché è una persona non autosufficiente che va accompagnata a fare la spesa oppure deve essere comunque seguita anche nelle uscite. E questo è fondamentale. Guardate, abbiamo molti appelli da parte degli operatori, ad esempio di supermercati, che ci dicono che a volte si ritrovano macchinate di famiglie intere per la spesa, il che non è molto igienico dal punto di vista sanitario, perché voi sapete che la velocità di diffusione del contagio è direttamente proporzionale al numero di persone che sono presenti. Quarto punto,
È fatto divieto di esercizio di attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata, se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano consegnato ai commercianti che preveda le seguenti condizioni minimali. Quali sono queste condizioni? Nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, cioè il famoso nastro che delimita un po' il mercato, ove possibile. Poi ci sono dei mercati che si snodano per anche chilometri in alcune città, per cui è difficile farne proprio una perimetrazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e il recesso dei consumatori possibilmente verso uno specifico varco che consenta un controllo. Cioè creare quello che già stanno facendo assolutamente in maniera molto collaborativa i sindaci e le amministrazioni comunali. Controllo ovviamente sulle presenze e sulla prevenzione di affollamenti e assembramenti. Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita. Quinto punto, è fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie dimensioni, strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni. Questa è la norma delle prime 2 ore del mattino da riservare, dopodiché ci sono alcuni operatori che ci dicono che da loro funziona, altri che ci dicono che diciamo il meticciamento dell'età anche nelle prime 2 ore è assolutamente fatto in maniera importante, vuol dire che oggettivamente chi ha meno di 65 anni se ne strafrega e va comunque nelle prime 2 ore. E poi è pur vero che chi ha più di 65 anni spesso va nelle altre fasce di orario, perché ci sono anche altri operatori che ci dicono sono persone over 65 che si presentano alle 11 del mattino a mezzogiorno a fare la spesa. Siamo in un paese libero, ognuno fa quello che vuole. Noi comunque siamo chiamati con senso di responsabilità a dare questa indicazione. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione seduti, sia all'interno che all'esterno. Quindi vuol dire che in tutte le attività, i bar per capirci, dopo le 3 del pomeriggio non esiste mescita in piedi, neanche nel plateatico di proprietà o in concessione, quindi tutti seduti sia dentro che fuori all'aria aperta. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da sport quali gelati, pizza eccetera. Vado a prendere il gelato, il cono gelato, c'è la panchina fuori dalla gelateria, mi posso sedere ovviamente mantenendo le distanze e consumo il gelato. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, questo è un aspetto che vi sottolineo, debbono rispettare le linee, stiamo parlando di ristoranti, debbono rispettare le linee guida di cui all'apposita scheda allegato 9 del DPCM 3/11/2020, assicurando in ogni caso che il menù sia offerto su supporto digitale. Molti hanno il QR code, altri hanno ti dà modo di vederlo sul telefonino, o su supporto usa e getta cartaceo, quindi che non ci sia l'uso del menù distribuito per i tavoli, che non sia attuata nessuna forma di buffet. Perché l'abbiamo scritto? Voi dite, vabbè, ma lo si sa. Sì, però, repetita Juvent, nel senso che ci vengono fatte segnalazioni di chi comincia a dire, ma le insalate ve le potete prendere nell'angolino che abbiamo organizzato, ma che so, accessi ad altri, ad esempio alcuni magari hanno l'accesso all'olio, all'aceto, hanno un angolo, queste robe qua non devono esistere, deve essere tutto dedicato, sanificato sul tavolo. Lo so che la stragrande maggioranza lo fa già, ma è bene rimetterlo in ordinanza perché ci sembra di aver capito che qualcuno non ha ben capito di cosa stiamo parlando. Quindi nessuna forma di buffet, che sia colazione, pranzo o cena, e spuntini. Che sia contestualmente rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro,
e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di 4 soggetti tra loro non conviventi. Queste sono le linee guida che già sappiamo. La mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti all'interno del locale. Cioè mi alzo, vado al bagno, mi metto la mascherina. Il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata del locale, sui tavoli del locale e nei bagni. Altro punto importante, che è una novità come il precedente. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza dei clienti. Cioè, cosa vuol dire? Quanta gente ci può stare dentro in un negozio? Esercizi commerciali fino ai 40 metri quadrati di superficie di vendita. Parliamo sempre di superficie di vendita, non della superficie dell'immobile che ha i magazzini, i bagni, eccetera. Un cliente, cioè un cliente su 40 metri quadrati può entrare un cliente alla volta, fino a 40 metri quadrati. Esercizi fino a 250 metri quadrati di superficie, però qui su forse c'è, vabbè, ma comunque intanto ve lo dico, fino a 200, perché forse c'è un refuso da correggere, però lo verifico dopo. Esercizi fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita, un cliente ogni 20 metri quadrati. Esercizi sopra i 250 metri quadrati, un cliente ogni 30 metri quadrati. Sempre riferito agli esercizi commerciali, nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Cioè se c'è già sufficiente, come si dice, presenza all'interno del negozio e quindi si è saturata la capacità, la coda fuori deve rispettare, se c'è una coda, rispettare la distanza di 1 metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione. Cioè non è che uno dice, vabbè, ma sono fuori, sono tutti accalcati, ma io rispondo, no, va organizzato anche l'attesa del cliente. Al fine di consentire il controllo sull'applicazione delle previsioni di cui era il punto precedente, il gestore è obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli o all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui è predetto punto precedente. C'è un cartello con scritto capienza massima 3 clienti, 2 clienti, 10 clienti. Cioè non lo fa fare ai clienti il conto, scrive già quali sono qual è il numero delle persone consentito. Garantisce inoltre costantemente, tramite strumento elettronico contapersone o personale di vigilanza, il costante rispetto dei parametri di cui sopra. Detta in soldoni, uno si attrezza, come alcuni centri commerciali hanno fatto, si attrezza con il con il contapersone, oppure semplicemente le conta e dice basta, adesso devo chiudere, dovete attendere un attimo. E qui c'è un punto che dobbiamo correggere, avvocato, poi ci ricordiamo. Per i centri commerciali è inteso che i negozi dovranno avere, i singoli negozi dovranno avere la loro capienza stabilita all'ingresso e il centro commerciale dovrà avere quella del centro commerciale, che è la somma di tutti. Perché siccome siamo in un paese nel quale ti dicono ma non sono dentro il negozio, ma il centro è pieno, quindi il gestore del centro deve garantire, e questo era un punto che mi sono dimenticato di dire, il gestore del centro deve garantire anche il fatto che ci sia un ingresso al centro commerciale con una capienza che è data dalla sommatoria delle capienze dei diversi negozi. In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze, di presenze di clienti superiore a quello di massimo determinato secondo i suddetti parametri,
è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente, questo è un altro punto, è fortemente raccomandata. Qui vorrei aprire un piccolo capitolo. Si parla tanto di Natale, di veglioni, non veglioni, viaggi, non viaggi, vi evito questi discorsi, però una cosa la possiamo fare per aiutare la nostra economia, fare in modo di comprare nei negozi sotto casa, nei negozi di vicinato, nei magazzini dove si va di solito a fare la spesa, e magari coloro che erano abituati a fare il veglione presso un ristorante possono andare al loro ristorante di fiducia e chiedere l'asporto per la cena da farsi a casa, ovviamente organizzate in casa. Poi vedremo e cercheremo di capire dal 3 di dicembre quali saranno le determinazioni del governo. Perché, per dire, noi adesso parliamo, ma poi ve lo dico, no, ma ve lo posso dire ora che parliamo di centri commerciali e di attività commerciali. Voi sapete che in base al DPCM sono chiusi il sabato e la domenica. Sapete che noi abbiamo reiterato il tema delle chiusure, nel senso che confermiamo le chiusure per questi blocchi, però è altrettanto vero che queste attività sono aperte 5 giorni alla settimana. Allora, anche qui, anche da parte nostra, ve lo dico perché da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni, è possibile che alla luce dei parametri si possa anche pensare di mettere mano anche alle medie e grandi strutture e fare un ragionamento sempre ragionando sulle capienze, perché mi metto anche nei panni di uno che vi dice la domenica è tutto chiuso in Veneto, però il sabato uno dice c'ho il marciapiede con tutti i negozi, e uno perché ha il negozio di 250 metri quadri è chiuso e tutti gli altri sono strapieni di gente. Quindi abbiamo intanto introdotto questo principio della regolamentazione della presenza all'interno, dopodiché, o meglio l'abbiamo più consolidato, dopodiché cercheremo di vedere nelle prossime ore se si riuscirà a fare qualcos'altro, però bisogna che si vedano bene i dati e i parametri, soprattutto l'RCONT. Misure riguardanti i medici di medicina generale. Io evito di rileggervi l'ordinanza dell'altra volta, che è identica. L'abbiamo dovuta ripresentare perché scadeva e per un altro motivo, perché abbiamo introdotto l'accordo con i pediatri di libera scelta. Attenzione che l'ordinanza la si fa perché sia i pediatri che i medici di medicina generale hanno aderito all'accordo nazionale per la modifica del contratto nazionale e poi hanno trasferito quell'accordo al tavolo regionale e hanno aderito all'accordo regionale. Perché si fa l'ordinanza? Perché a me è dispiaciuto l'altra volta che qualcuno ha dato letture distorte. La si fa perché in questa ordinanza e nell'accordo sono previsti tutti i provvedimenti contumaciali, come vengono definiti. Cioè il pediatra e il medico di base lo autorizziamo a diventare pubblico ufficiale anche in questo caso, no? Nel senso che dispone la quarantena e bypassa tutto il tema che c'era prima. Prima invece faceva la prescrizione, poi interveniva l'ULS cosa c'era? Insomma, con tutta una procedura e anche il SISP, e poi c'era anche l'altro aspetto fondamentale, il SISP, grazie. L'altro aspetto era quello previdenziale, no? Perché scatta anche il tema dell'INPS. Allora, invece con questo sistema il pediatra e il medico di base diventano figura centrale come ufficiale di sanità pubblica nel Covid, e per questo motivo viene fatta l'ordinanza, perché io con questa ordinanza, essendo soggetto attuatore, conferisco il potere giuridicamente a questi professionisti. Peraltro l'adesione sui medici di base sta crescendo bene, siamo anche assolutamente fiduciosi, daremo magari i prossimi giorni una tabella con gli aggiornamenti e avrete modo di vedere tutto questo. Restano ovviamente chiusi per noi le attività la domenica, come sapete, tutte le attività la domenica, e basta, io non aggiungerei altro. Se avete bisogno di far domande siamo qua. È presente anche l'avvocato Botteon, che poi è colui che segue giuridicamente
Allora, per ora Bonet e Pederiva e Salmaso. Marchiori? Ok. Ce la fai? Sì, Presidente, buongiorno. Una Ciao. considerazione di carattere generale, diciamo così. Cioè, a me sembrano delle regole un po' cervellotiche, nel senso che c'è tanto dettaglio, i 20 metri quadri, 40 metri quadri. Vi siete posti il problema di come riuscire a farle rispettare da parte dei destinatari, soprattutto alla luce del fatto che durano solo una settimana, per cui i negozi dovrebbero attrezzarsi per fare tutte queste cose nella previsione che il 3 viene a morire tutto. Tra l'altro tutta la gente segnala che non vengono fatti i controlli, quindi ho come l'impressione che ci sia una stratificazione di norme tra livello nazionale e livello regionale che poi però all'atto pratico nessuno fa rispettare. Cosa ne pensa di questo? Grazie. No, penso che il tuo intervento di sfattista mi viene da prendere e andare via, ma lo dico simpaticamente, nel senso che se il concetto è tanto la gente non rispetta le regole, voi ne mettete, cioè noi stiamo parlando di sanità pubblica, no? Il primo concetto è capire, dare una misura di quante persone possono entrare in un negozio. Non mi sembra cervellotico. Tu sai quanti metri quadri hai, fai il conto e fuori dal negozio scrivi quante persone possono entrare, che è esattamente quello che fanno già, ad esempio i centri commerciali lo fanno già. Cioè, se tu provi a pensarci, Marco, che altre alternative abbiamo per dare un'indicazione? Perché se non diamo un'indicazione ci dicono: ma perché non ci date un'indicazione? Sinceramente, mi permetto di dire, non lo trovo per nulla cervellotica. Metri quadrati, persone. Lo si fa per tutto, cioè il dimensionamento lo si fa ormai per tutto. Fra l'altro voglio anche ricordare, queste sono tutte attività abituate a ragionare con queste dimensioni, perché comunque hanno le autorizzazioni dei vigili del fuoco, hanno le autorizzazioni sanitarie, sanno benissimo quali sono le loro capienze. Ovvio che oggi la capienza è una capienza Covid. Per darti massima tranquillità, ti dico anche che ragionando con operatori, tutti ci hanno detto: guardate, noi abbiamo già il nostro dipartimento, cioè, scusate, il responsabile della sicurezza sanitaria, voi sapete che le attività hanno questa figura, questo responsabile, scusatemi, Covid, no? Perché ormai tutti si fanno fare il piano Covid. Ecco, dico, ci hanno già attribuito la metratura. Per cui noi fondamentalmente abbiamo fatto una media delle metrature, abbiamo dato questa indicazione. Dopodiché, Marco, tu dici è tutto pieno, ok? Sai, se io ti dico non andare lì, che lì c'è una fonte radiativa e tutti ci vanno, cioè non è che posso metterci un plotone che spara alla gente. Primo. Secondo, non fanno i controlli. Ok, però perché ti ho detto mi viene da andare via? Cioè, perché dico, cioè io mi sono dedicato la mia vita al pubblico, no? Al servizio pubblico e ci credo. Allora, se davanti a questo dobbiamo partire dal presupposto che i cittadini non rispettano le regole, per fargliele rispettare bisogna punirli con i controlli, io dico: guardate che stiamo parlando di salute pubblica. Non so se mi sono spiegato, cioè, mi spiace, però guardate che mettetevi nei nostri panni, l'alternativa qual è? Dire vabbè, tanto va tutto a puttane, lasciamo stare che vada. Scusatemi l'espressione, ma quando ci vuole, ci vuole. Cioè, io penso che noi non abbiamo alternative. Se dopo un provvedimento che a me sembra semplice e lineare, metri quadri, persone e capienza, viene retto come cervellotico, allora mi dovresti spiegare te che cos'è una roba non cervellotica nella gestione. Pederiva, poi Salmaso e poi Marchiori. Grazie, buongiorno Presidente. Forse mi è sfuggito, quando entra in vigore l'ordinanza? E l'ordinanza entra in vigore domani. Domani. Da domani, ok? Quindi alla mezzanotte, insomma, sì, per intenderci, perfetto. Rispetto invece all'accordo con i medici di base che di fatto viene prorogato, a che punto è il confronto sugli oneri? Eravamo rimasti alla richiesta di prevedere risorse aggiuntive perché stanno per finire quelle che erano state assegnate. E già che ci siamo, a che punto è invece il dialogo con i farmacisti e con i veterinari per includere anche loro? I farmacisti, l'assessore Lanzarini sta andando avanti. L'incontro a giovedì. Sui veterinari abbiamo chiesto al governo, ancora non abbiamo avuto risposte. E per quanto riguarda gli oneri, vi ricordo che noi abbiamo un accordo nazionale che è stato firmato dal governo con i medici di base e i pediatri di libera scelta, mi sembra per un equivalente di 30 milioni di euro. E sono più o meno 30 tamponi ad operatore, che sono pochi.
e noi nel frattempo abbiamo già stanziato altri 1,8 milioni per altri 100.000 tamponi, e dopodiché cercheremo di capire. Adesso dicono che nel decreto ristori dovrebbero essere introdotte ulteriori cifre a favore di questa fase di testing dei medici, però al momento non vi so aggiungere altro. Però comunque di lavoro ne stanno facendo, cioè oggettivamente ne sta venendo fuori di lavoro. L'ultima cosa invece è un tema più politico, mi riferisco alla polemica sulla riconversione dei posti per creare nuove postazioni di terapia intensiva. Ieri c'era l'associazione degli anestesisti che ha citato il caso Veneto tra gli altri, perché ha fatto una panoramica complessiva dicendo che 111 dei 1000 posti in realtà sono riconversioni da sale operatorie, cosa che peraltro mi pareva nota dal piano appunto C'è scritto nel piano? emergenziale per l'autunno. In ogni caso il PD ha presentato un'interrogazione, chiedeva chiarezza in tal senso. La spiegazione è quella che abbiamo letto nel piano? No, la spiegazione è che la percentuale di posti di terapia intensiva per abitante è di gran lunga superata, a prescindere da quei 176 posti riconvertiti, no? 111 posti riconvertibili dei blocchi operatori. Cioè noi, diciamo, i parametri stabiliti a livello nazionale li abbiamo superati con posti extra sale operatorie. In più abbiamo detto, se c'è emergenza ne abbiamo altri 111 da portare per arrivare a 1000. Ma l'assessore saprà documentare, ma se volete anche domani vi porta una scheda, ve la consegna, non c'è nessun mistero, insomma, ne abbiamo sempre parlato. Cioè, dopo, guardate, c'è anche però un po' l'amaro in bocca, ve lo dico per noi che lavoriamo, cioè non si possono passare tutte le giornate. Io posso capire che ci sia la volontà di andare a dire, ognuno è giusto che dica la propria opinione, che dica come la vede, però cioè, non può essere sempre che tutti i giorni c'è qualcuno che pensa che sei un lazzarone, che nascondi i dati, che nascondi terapie intensive, cioè, ma voi pensate che si possa andare avanti quanto ancora così in questo paese? In un paese dove non c'è neanche più la tutela, perché se uno ti dà del ladro, la certezza giuridica c'era quello che ti ha dato del ladro, che nessuno mai lo condannerà. Cioè non possiamo andare avanti così. Scusatemi, guardate, sapete perché lo dico? Perché non ci occupiamo noi di queste robe. È squisitamente tecnica. E dico, ma lasciate perdere, noi ormai siamo diventati come San Sebastiano, no? Tirate frecce, però voglio ricordarvi che i tecnici sono persone per bene, non dei lazzaroni che si inventano i numeri per far compilare le schede. Cioè, abbiamo fior di professionisti che lavorano tutto il giorno per far quadrare i numeri, per comprare respiratori. Ma perché nessuno, invece di parlare di terapie intensive, non viene qui a dire, ma cioè, scusatemi, ma noi abbiamo comprato i respiratori, cioè noi abbiamo i 1000 respiratori, noi ce li abbiamo con tutta la struttura. Andate piuttosto a preoccuparvi di quelli che al di là dei numeri magari non hanno neanche i respiratori. C'è qualche regione che ha avuto grossi problemi anche in questa seconda fase. Allora, se sei tanto preoccupato della salute e dell'efficienza, probabilmente dovresti piuttosto parlare di macchinari e di capire se sono installabili oppure no. Peraltro voglio ricordarvi che secondo le norme noi dobbiamo essere in grado di installare la terapia intensiva in 36 ore. Quindi che domani mattina non arriva un altro a dire sì, ma sono sulla carta. Cioè, praticamente ormai ce le abbiamo quasi tutte già installate. Però ma sono sulla carta, perché noi abbiamo 36 ore di tempo, ma sono lì, basta girare il tasto. Cioè, mettetevi nei nostri panni, non possiamo continuare a lavorare così. Salmaso. Buongiorno Presidente. Mi pare di capire, non so quale fosse lo spirito della domanda del collega Bonnet, ma ci sono diverse strutture che hanno una complessità di offerte commerciali. Ad esempio, ci sono centri commerciali dove c'è anche l'offerta dell'alimentare, lì si può entrare. Quindi poi mi faccia capire bene un caso concreto, perché mentre il rapporto tra negozio e cliente, quello è fissato in maniera molto precisa. Cioè, se uno entra e poi ci sono superfici che sono destinate al passeggio e a quant'altro, ecco, se riuscissimo a fare un esempio concreto, poi non è che
si voglia La mettere superficie, no, ma in fammi, discussione no, l'utilità di questa ordinanza. fammi te un esempio, cioè non lo No, so. se io penso al caso a Padova, ad esempio, Ah. dove c'è il centro Giotto, che è uno dei più popolari, lì hai un centro commerciale dove non esiste alcun limite nell'ingresso, no? Nel senso che si può entrare in qualsiasi ora e durante tutta la settimana, benissimo. Poi ci sono negozi che invece... E qui c'è la prima parte dell'ordinanza che dice Benissimo. che non si va a passeggiare dove comunemente si crea affollamento. Oh, ecco, allora Prego. questo è il punto da chiarire. No, ma quello è il primo punto. Il secondo punto è che se il centro commerciale addirittura è regimato e controllato all'ingresso, deve garantire che all'interno ci siano persone equivalenti agli accessi garantiti ai diversi negozi. Perché sui negozi c'è già di solito il cartello, si entra Certo, uno alla volta, certo. si entra in due, si entra in tre, e questo è il punto. Era Sì, sì, proprio questo qui. per essere chiari nella comunicazione ed evitare magari inconvenienti alle persone che vanno a fare la spesa. Ecco, tutto qui. Diciamo che da qui al 3 sarebbe auspicabile fare la spesa e poi le passeggiate andare a farle da altre parti. Bene. Ecco, se posso fare altre domande oppure finiamo un giro completo. Bene, mi pare di capire che per quanto riguarda invece i ristori, il tema che lei ha sollevato anche ieri nel corso della conferenza stampa, ci sia da sperare e forse nell'ultimo decreto quater oppure non so cos'altro si inventerà il governo, perché pare che appunto nella manovra di bilancio ci siano ulteriori 40 miliardi stanziati dentro, ecco, che garanzie ci sono per le attività economiche del Veneto e per le altre regioni? C'è un qualche passo in avanti? Lei vede uno Al spiraglio momento io positivo? non ho notizie, guardate, non abbiamo più avuto incontri con il governo, però a mio avviso non sta in piedi neanche giuridicamente la teoria secondo la quale se non sei, se hai adottato restrizioni non autonome, restrizioni diciamo regionali, fra l'altro con l'intesa del Ministro della Salute, non hai diritto a ristori. Se non altro perché comunque l'avevano annunciata sta roba. Nel presentare il decreto quella volta dissero ma guardate le regioni saranno accompagnate con i ristori nell'adottare i propri provvedimenti. Va bene. Ecco, invece mi pare che ieri scadesse il termine per le regioni, il commissario Arcuri aveva chiesto appunto... 23, sì. Ecco appunto che le regioni inviassero gli elenchi delle categorie che verranno vaccinate per prime con il Covid. Ci può dire qualcosa in proposito? Oppure, La seguita della dottoressa Russo, domani magari vi faccio dare un aggiornamento della dottoressa, comunque noi abbiamo adempiuto a tutto quello certo, che non era per avere... Benissimo. Ecco, l'altra cosa, a Padova è in corso un concorso per infermieri. Allora lì c'è una domanda che tutti si pongono, cioè si sono presentati in 5.000, questo appunto abbiamo scritto noi e questo risulta dalle graduatorie, e ci spiega bene perché lei molte volte giustamente qui sostiene che non si trovano infermieri manco a pagarli a peso d'oro, e nelle case di riposo in particolare c'è... Allora, arrivano da tutta Italia, cioè cosa sta succedendo? Perché l'opinione pubblica si interroga nei reparti e appunto nelle RSA c'è carenza di personale, poi così 5.000 si presentano, mi pare che i posti a disposizione siano 200, anche se poi verranno allargati da azienda zero. Ecco. Sì, prego, sì. Non sono nuovi, cioè non sono 5.000 nuovi infermieri che escono, ma sono quelli nuovi sicuramente che sono usciti, ma ci sono anche tutti quelli che lavorano alle cooperazioni, eccetera, e che quindi ci sarebbe uno svuotamento da una parte all'altra, quindi, e poi ci sono quelli che arrivano da fuori anche, insomma, però non è che sono nuovi quelli sfornati. Certo. Diciamo che non sono disoccupati, ecco, per capirci. Certo. Quindi è una ricerca di un posto migliore di lavoro probabilmente, e quindi una mobilità interna nella stragrande maggioranza dei casi registra numeri così esorbitanti. Sì, infatti la grande preoccupazione ce l'abbiamo sulla sottrazione di queste professionalità dalle case di riposo. Abbiamo 300 RSA in Veneto, 30.000 ospiti, immaginate se si sguarniscono di questi operatori, perché poi già in questo momento hanno difficoltà. Ecco, per quanto riguarda poi, mi taccio, l'ordinanza, si è aperto il capitolo scuola, visto che molti, appunto, sul fronte sci mi pare non ci siano passi importanti, al di là delle considerazioni che ha fatto lei. Forse è difficile anche per gli italiani andare in Svizzera, visto che chiedono la quarantena, e la stessa cosa per quanto riguarda l'Austria, insomma. Quindi lei pensa che si arriverà ad un'intesa tra le regioni alpine e i paesi... Ma è doverosa?
Assolutamente. È doverosa, Albino, perché se non fosse così, noi saremmo gli unici diciamo, a porre queste autorestrizioni, e peraltro mettendo in grossissima difficoltà la montagna, che già vive le sue difficoltà, e quindi difficoltà che peseranno socialmente. E pensate solo sul spopolamento, cosa possa accadere nel togliere il servizio invernale della montagna invernale. Beh, al di là di questo, sarebbe incomprensibile in un bacino di contagio che è pressoché simile, che è quello delle Alpi, che noi fossimo gli unici a chiudere. Quindi io auspico veramente che i provvedimenti siano accolti con un accordo europeo, perché non sciare a Cortina, poter sciare a Kitzbühel piuttosto che a Villach o a Bad Kleinkirchenheim o in altre località, a Pramollo, dico che no, cioè non è una bella roba. E in vista dei mondiali di Cortina lei auspica, si augura che ci sia, come dire, un chiarimento Guardate, definitivo? Dobbiamo confidare nella buona sorte, nella i discesa delle mondiali di RT, Cortina lo dovreste chiedere a quelli che dicevano che non capivo nulla quando chiedevo la proroga, sostenevo la proroga di un anno, ma del resto sono gli stessi che sostenevano che si poteva andare a votare a ottobre. Ecco, pensate solo se avessimo avuto le elezioni ad ottobre, restavamo qui a vita. E io dico che i mondiali ci sono stati assegnati, non è stata accolta questa nostra istanza di spostarli, grazie anche a più di qualcuno che è andato a dire che era inutile spostarli. Addirittura qualcuno mi ha anche detto che creavamo un danno all'economia. Interessante, eh? Sto parlando di imprenditori anche che mi hanno detto che spostarli vuol dire creare un danno all'economia. Vedete che bel danno abbiamo adesso. E evidentemente ci voleva un po' di più determinazione. Se si faranno, spero proprio di sì, e se ci sarà un'emergenza come quella che abbiamo in questo momento, saranno, diciamo, dei mondiali con presenze molto ridotte, sono definiti mondiali a porte chiuse. Noi speriamo di poterli fare con del pubblico, vedremo di adottare delle linee guida, cercheremo di capire come fare, come è stato fatto per il Giro d'Italia e per altre realtà. Cioè, quella è una manifestazione che vive del pubblico, no? Nel senso che per fortuna siamo all'aperto, per fortuna la distribuzione avviene su ampi spazi, però di solito c'è pubblico. Ecco, ma lei ha poteri in capo oppure è la FIS che decide d'intesa con il CONI? No, guarda, questa è un'operazione che dobbiamo valutare e sicuramente quando ci saranno i mondiali ci sarà un DPCM vigente, sicuramente. Anche perché poi lì c'è di mezzo la FISI, c'è di mezzo insomma il Comitato Olimpico, insomma, c'è di mezzo tutto lì. Però è un peccato perché sono stata fatta un'organizzazione e degli investimenti poderosi, per carità, li utilizzeremo anche e saranno utili per le Olimpiadi, per fortuna che abbiamo le Olimpiadi, perché sennò si rischiava di chiudere tutta questa bella esperienza con i mondiali in periodo Covid, punto. Selvino ha finito, Marchiori e poi Giacomuzzo. Presidente, buongiorno. Un paio di domande. Una riguarda un chiarimento riguardo la voce del commercio al dettaglio. Non so se mi sia sfuggito, se non l'abbia specificato. Quando parla di un cliente, sempre fatto salvo che il minore può essere accompagnato, è ok. E sempre, visto che un paio di giorni fa le avevo chiesto se ad esempio per andare a comprare l'auto lo si poteva fare marito e moglie, eccetera, da adesso non è più possibile nemmeno questo, giusto? Con questa... No, è possibile, sì. Però non vale un cliente allora? Ai metri quadri? Ok, però deve esserci ad esempio sopra i 250 un cliente ogni 30 metri. Sì. Però uno, non due, per esempio. No, mi faccio... No. Ah, ok. Allora ora ho capito. Va bene. Poi c'è un'altra domanda. Prego. Questa riguarda una denuncia che è stata fatta dalla presidente di Federfarma Padova, Patrizia Zennaro. Allora, lei sostiene che
non so se è così, nel fine settimana il servizio di consegna a domicilio delle bombole per ossigeno però liquido, non gassoso, non venga effettuato dalla ditta che è stata appaltata. Se uno lo chiede il giovedì o il venerdì, gli viene detto lo portiamo lunedì e martedì. Ebbene, allora si potrebbe comprare a questo punto in farmacia, ma non è possibile perché le farmacie non sono autorizzate. Allora le chiedo, si potrebbe fare come ha fatto la Regione Lombardia, che eccezionalmente per questa situazione, stiamo parlando di bombole che servono Scusami una ovviamente. roba. Domanda. Sì. Hai detto denuncia, ma denuncia dove? No, il fatto, segnala il fatto. A voi l'ho segnalato? Sì, abbiamo fatto anche un servizio. A noi no, non l'ho segnalato. Cosa volete che vi dica? A me sembra una roba ragionevole e risolvibile, ma se il sistema è che noi non lo sappiamo, cosa volete? Cioè non siamo dei tuttologi, c'è un problema, se si può risolvere lo risolviamo. Cioè io non ho memoria di aver visto questa segnalazione sopra la mia scrivania e le lettere le leggo tutte. Voi avete un documento scritto del... Documento scritto? No, non penso. Un So messaggio? che abbiamo l'intervista proprio alla dottoressa. E chi è, scusa? È la presidente di Federfarma Padova. Chiariremo questo. Però capite, cioè... Patrizia Zennaro. Sì, no, il problema è uno solo. Se lavoriamo tutti con l'ottica di risolvere i problemi, cioè qui se ne risolvono tanti. Se il tema è faccio l'intervista, faccio la dichiarazione, vabbè, ok, prendo atto che c'è un'intervista, l'assessore ha un tavolo aperto con le farmacie per i tamponi, figuratevi in 3 secondi qualcuno glielo poteva anche dire, no? Ad oggi noi non sappiamo nulla di questa storia. Quindi chiedo al Presidente del Federfarma che ci dica qualcosa, se esiste questo problema o no a questo punto. Va bene, grazie. Però è ragionevole, se è come l'hai esposto te, perché non risolverlo il problema? No, infatti penso basti poco per poterlo Sì, basta fare. dirlo. Va bene. Giacomuzzo. Ecco, buongiorno Presidente. Secondo indiscrezioni di stampa il Premier sta pensando ad un decreto dopo il 3 che, scusate ancora, così va bene, che porti all'apertura dei centri commerciali sabato e la domenica e i negozi aperti fino alle 22. Come la vede in questo momento? Ma non so chi l'ha detto? Indiscrezione di stampa che stanno uscendo su vabbè. quello che potrebbe essere il 3 dicembre. Lei è sempre per la linea comunque chiusura centri commerciali sabato e la domenica anche nel mese di Guardate, dicembre? io mi confronto col governo, vorrei capire. Cioè, sapete, questo si corre sul filo di un rasoio. Vi spiego perché. Perché intanto da un lato abbiamo i contagi e l'obbligo e il dovere di tutelare la sanità pubblica e la salute dei cittadini. Questo viene prima di tutto. Fin qua ci siamo, no? Dall'altro ogni provvedimento che assumi ha gli scontenti e i contenti. Perché guardate che noi abbiamo folle di cittadini che ci chiedono di chiudere tutto. Cioè se ancora qualcuno non gli è entrato in mente. Cioè che non pensiate che ci siano solo quelli che si lamentano perché vogliono lavorare. Ci sono anche quelli che dicono di chiudere tutto. E non sono solo pensionati, che magari uno dice, ma sono pensionati che magari hanno un loro modello. No, c'è di tutto. Allora, noi cerchiamo di fare delle cose che siano coerenti. Anche l'ordinanza di oggi, cioè vuole dare ancora il segnale di poter lavorare con un minimo di ordine. Questa è la filosofia, no? Non dell'incasinare la vita della gente. Perché? Perché, ve lo dico anche questo, perché sto fine settimana ci hanno segnalato una montagna di negozi pieni come le scatole di sardine. Allora, io ho 2 alternative. Scrivo che è ISERO, o io come dico, guardate, fate un conto di metri quadri, il servizio prevenzione mi dice, guarda, queste sono le caratteristiche, metri quadri cliente, e facciamo così. Come del resto fanno tutte le grandi strutture di vendita, le medie strutture, che hanno il loro dimensionamento già regolamentato e sanno che possono entrare tot clienti, non di più. Da qui nascono le ordinanze, ragazzi, non da gente che si fa le pippe mentali, sta lì a ragionare su come complicare la vita alle persone. Ma vi ricordo che la società è molto eterogenea e variegata rispetto a questo tema. Quindi la nostra filosofia è
mantenere aperto in sicurezza. Quindi sui centri commerciali penso che si possa ragionare in sicurezza. Perché sono stati chiusi i centri commerciali? Che li ha chiusi il DPCM? Perché c'erano degli assembramenti da paura. E chi lo dice? I cittadini che mandavano i filmati. Ce ne abbiamo su Instagram i ragazzi che denunciano gli assembramenti e su Instagram abbiamo i ragazzi che si incazzano perché non c'è più lo spritz. Questa è l'Italia. Avevo bisogno di una precisazione per ignoranza mia, chiedo scusa. Quando parlava dei medici, Sì. che quindi dà loro una facoltà in più per diventare, per fare tutta la serie di operazioni che faceva il SISP, Sì. c'entra qualcosa anche l'INPS o per lei C'entra perché c'è stato un accordo per cui non c'è più, cioè il medico inizia a chiudere la pratica dell'isolamento, quindi non c'è più bisogno di una triangolazione di carte che mette in difficoltà ovviamente tutta l'operazione. Il medico di base, pediatra di libera scelta di base, diventa figura centrale in questa partita del Covid, perché non fa solo il tampone rispetto a questo, ma è anche autorizzato con un'ordinanza a fare ovviamente la prescrizione della quarantena che è valida ai fini INPS. Perché prima la faceva solo il SISP. Allora. Sì, perché prima doveva fare il giro, no? Il medico certificava, poi il cittadino doveva mandare in giro. Cioè, questa è sburocratizzazione, però la devo sancire con un'ordinanza, ragazzi. Grazie. Perché gli altri non la fanno? Perché non gli ha fatto ste robe qua? E l'ultima cosa, scusi Presidente, per quanto riguarda il famoso confronto per la riduzione dei parametri per definire le zone gialle, ci sono stati altri appuntamenti, novità? Quando è che c'è una riunione? Forse venerdì? In settimana. Però considerate che il 3 ci sarà il DPCM, sarà inevitabile che ci incroceremo anche questi ragionamenti. Considerate che quando abbiamo fatto l'ultima riunione, io ho fatto una videoconferenza venerdì con Speranza e Boccia e con i colleghi presidenti e ne è venuto fuori appunto della disponibilità a ragionare sul tema dei confronti preventivi e sul tema dei parametri. Prego. Ha chiesto Pettenò di fare una domanda. Una prima domanda, Presidente, riguarda l'ordinanza. Lei ha parlato per i negozi la possibilità di chiuderli se non rispettano le regole previste dall'ordinanza. Chi deve deve decidere la chiusura e per i clienti invece c'è qualche multa prevista per chi non rispetta gli assembramenti, il distanziamento? Allora, spieghiamo innanzitutto che l'ordinanza, come nelle nostre ordinanze accade sempre, non ha nessuna volontà persecutiva. Così mi risparmiate che arrivino quintali di considerazioni sulla libertà, su tutte queste robe, perché ormai non si può più fare niente in questo paese. Semplicemente se stabilisce una regola deve stabilire anche quali sono i termini di queste regole e quelle sanzioni. Adesso passo la parola all'avvocato Botteon. Il tema è semplicemente quello di fare in modo che ci sia una sorta di moral suasion leggendo già l'ordinanza e organizzarsi un minimo. Cioè, penso che non ci sia un sindaco che va a far chiudere negozi, ma ci sarà sicuramente la volontà di far capire in maniera collaborativa che se hai troppa gente dentro devi farne uscire. Prego. Prima che parli Guardate, comunque, ragazzi, detta proprio in soldoni, gli assembramenti sul negozietto pieno di gente che non è neanche convivente, che si ritrova a comprare le scarpe piuttosto che il bagno schiuma, alla fine ci produce poi i ricoveri in ospedale, perché non abbiamo solo over 70 in ospedale, abbiamo diciamo, una popolazione variegata e gli assembramenti creano ovviamente contagio. Abbiamo 39.000 persone isolate in questo momento in Veneto, non una, 39.000. Presidente, prima di dare la Sì. parola all'avvocato, un'altra questione che invece riguarda la conferenza Stato-Regioni e la questione delle linee guida che avete presentato per le strutture sciistiche. La segnalazione, l'indicazione del governo, si attende poi il DPCM del 3 di dicembre, l'indicazione sarebbe quello non intendiamo assolutamente aprire.
Su questo aspetto qualcuno poi parla ovviamente di diversità di vedute tra regioni e governo su questo. Lei su questo cosa poi, già l'ha detto anche ieri, ma cosa può dire? Spingerete perché questo venga invece No, rivisto o no? Guarda, io sto cercando con tutte le mie forze di evitare che ogni volta che diciamo qualcosa in Italia va di moda la contrapposizione, no? Io non mi sento in contrapposizione con nessuno. Penso che la sanità venga prima di tutto, ma di tutto. Dopodiché non abbiamo ancora capito quali saranno gli intendimenti del CTS, perché stiamo parlando del CTS, il quale le regioni hanno mandato le linee guida. Se sarà chiusura, la chiusura deve avere due presupposti: i ristori e il fatto che gli altri paesi nostri confinanti non aprano, perché sennò è una beffa, non è una chiusura. A me sembra logico, no? Perché alcuni confini sono semplicemente virtuali, perché si scia passando da un posto all'altro. Va bene, Petenò? Grazie. Puoi chiudere il microfono, grazie. Marchiori. No, c'era Botteon, se voleva spiegare. La parola prima spieghiamo una cosa con Botteon, Ilaria. Scusa. Che mi pare tenesse ai controlli, giusto? Sì, velocissimamente. Ecco, abbiamo richiamato una norma del decreto legge che regola i controlli sull'applicazione dei DPCM e che prevede che sia l'organo accertatore, il vigile, la Guardia di Finanza e la Polizia, che rileva la violazione di norme collegate alla prevenzione del contagio, che può disporre immediatamente la chiusura del negozio fino a 5 giorni. Poi, se ci sono responsabilità specifiche, la sanzione può arrivare anche a 30 giorni di chiusura. Due robe. Primo, non ci siamo inventati noi le sanzioni, Certo. che così ce la chiariamo. Secondo, è ovvio che poi ci vuole un'azione di comprensione per il periodo, non è che uno va in giro a chiudere negozi, però la sanzione non è un'invenzione nostra. E poi i singoli utenti rispondono per quello che è loro imputabile, il mancato uso della mascherina o il distanziamento volontariamente non rispettato. Sul conteggio è chiaro che abbiamo anche proprio scritto che è responsabile chi ha la visione degli accessi. Se è consentito velocissimamente sulle superfici di vendita, c'è da tenere presente che nella varietà degli esercizi commerciali al dettaglio, non all'ingrosso, quindi stiamo parlando solo del dettaglio, che è quello che produce accesso di un numero rilevante di persone, l'unità di misura presente comunque è la superficie di vendita, cioè non esiste un esercizio commerciale al dettaglio che non sia caratterizzato agli effetti della normativa sul commercio da una superficie di vendita. Sono tre le categorie: vicinato, media e grande struttura di vendita, quindi tutti hanno una superficie. Come diceva il Presidente, basta dividere la superficie di vendita, che è determinata dalla normativa, per esempio con l'inclusione degli scaffaloni, ma esclusione dei magazzini, quindi è un dato certo, e lì si trova il limite massimo, no? Potevano essere applicati parametri più complicati, cioè il distanziamento di 1 metro, no? Ma ecco lì veniva fuori il problema: gli scaffali vanno considerati o non considerati, quindi sembrava proprio l'aggancio a un dato assolutamente incomputabile, insomma. È riferibile a ogni esercizio di vendita, da quello di 1 metro a quello di 100.000 metri quadrati, e quindi si trattava di... Scusa, cioè, ma basta spiegare: i cinema hanno una capienza prestabilita, le discoteche hanno una capienza, i teatri, le sale convegni, le sale riunioni, tutte hanno una capienza prestabilita. Non vedo quale sia il problema, oggettivamente. Scusi Avvocato, una precisazione, quindi la chiusura per il gestore come sanzione, e chi è dentro rischia la multa allora per assembramento? No, ecco, ovviamente quello che entra, sì, diciamo che ci possono essere situazioni varie, perché se c'è il display con il numero, uno comunque entra
e l'organo accertatore constata personalmente questa situazione qua, c'è un'evidente volontarietà. Dove, siccome il display può anche non esserci, non ci sia questa immediata percezione della violazione del numero massimo da parte del singolo utente, non è appropriato applicare la sanzione per lo sforamento del limite. Sicuramente il gestore, c'è scritto proprio nell'ordinanza, è garante comunque, quindi non è che possa dire avevo girato le spalle e non ho controllato. Ecco. O lui o personale di sua assegnazione sono tenuti a controllare. Sì, vorrei dire una roba. Questa ordinanza, che è l'ordinanza fatta con le 3 regioni, se ricordate, no? È l'ordinanza rimasta, il Friuli Venezia Giulia revocata perché è passata in zona arancione. Vorrei ricordare a tutti quelli che mi scrivono il Friuli l'ha revocata, almeno andate a leggervi cosa prevede la zona arancione. Io ho anche imprenditori che citano il Friuli come elemento virtuoso. Non lo dico, Friuli è virtuoso, ma lo citano come zona arancione, non sapendo che la zona arancione prevede altre robe. L'Emilia Romagna è passata in zona arancione e ha tenuto in piedi anche questa ordinanza, quindi ha sommato le restrizioni della zona arancione e quelle dell'ordinanza. Noi siamo sempre stati in zona gialla, perché qua è veramente, forse non ci si rende conto che noi non abbiamo mai avuto chiusure dei confini comunali, bar e ristoranti sono sempre stati aperti, perché la zona arancione prevede questo e altre restrizioni. Cioè, se dopo, come si può dire, è lesa maestà anche mettere un po' di ordine, allora è un'altra roba. Cioè, però io non so cosa farci. Guardate, l'unica tranquillità che posso dare è che il 3 è dopodomani, no? Fra 5-6 giorni. E quindi dopo vedremo il DPCM, magari ci adegueremo ai DPCM, così vedremo se saranno più in linea, no? Era rimasta la Marchiori, poi direi che possiamo aver concluso. C'era Antonella? No, posto. Allora, Presidente, mi segnalano dalla redazione che nel corso della conferenza stampa ci sono arrivati vari messaggi dai nostri telespettatori che hanno segnalato questa cosa, nel senso nei ristoranti non può esserci il menù cartaceo perché viene toccato, però poi ci troviamo la posta piena di volantini di ogni tipo, sia di ristoranti, eccetera. Cioè, ragazzi, guardate, allora ho riportato. No, ma io sto riportando. Sono delle specie di fatto. No, vorrei spiegare una roba. Boteon comincia a scrivere. Allora, siamo in un paese nel quale rivendichiamo tutti semplificazione. Cioè, ormai è diventato un mood, basta burocrazia. Ed è esattamente quella che tutti noi chiediamo. Cioè, allora, se ti riempi una cassetta da posta di volantini, cioè, non lo so, tu mettiti i guanti e tappi e butti via i volantini. Cioè, capite che noi non possiamo far tutto con le leggi. Cioè, bisogna usare anche il buon senso sulle robe. Cioè, allora, pensate, ma ha senso secondo voi stabilire il numero di persone che possono entrare sul negozio? Secondo me no. Ho firmato l'ordinanza. Ma perché ti tocca farlo? Perché siamo pieni di segnalazioni di gestori che se ne strafregano di tutto e hanno i negozi dove non si riesce neanche a girarsi da quanta gente c'è dentro. E giustamente quelli che sono chiusi dicono: scusa, sono chiuso, hai chiuso me che sono sullo stesso marciapiede, ma ho solo una colpa di avere 250 metri quadrati. L'altro che è piccolo, sardine, scatola da sardine. Allora, se tutti usassimo il buon senso e la mascherina, non staremmo neanche qui a parlare tutti i giorni. Però guardate, questo è quello che passa al convento. Da qui, ve l'ho già detto, ve lo ribadisco, non è escluso che da qui ai prossimi giorni si faccia un ritocco all'ordinanza. Ve l'ho detto all'inizio. Ritocco per eccesso o per difetto? No, nel senso che, guardate, noi abbiamo cercato di fare di tutto per tenere le imprese aperte. E vorrei anche ricordare che questo atteggiamento che abbiamo deciso di prendere ci ha permesso, diciamolo fino in fondo, di restare in area gialla fino adesso. Ecco. Allora, guardiamo la bottiglia mezza piena, che siamo con i confini comunali aperti
e non abbiamo chiuso ulteriori attività commerciali, se non la domenica. Però se non facevamo questo sacrificio il risultato era molto diverso. E con questo, promettendovi che l'ordinanza vi Sì, fra un paio d'ore, guarda, io ho visto 2 refusi leggendole, poi quella roba che ho sottolineato e basta. appena pronta ve la mandiamo. Grazie a tutti. Grazie, buon lavoro ragazzi.